Grazie. Prima Paolo, quando parlavi di tuo papà, che sei sindacalista, che viveva in condizioni difficili, tornavano in mente i racconti di alcuni vecchi sindacalisti di qua, quando l'articolo 18 non c'era, quando si faceva uno sciopero, il padrone era all'ingresso della fabbrica e guardava, tu hai fatto sciopero, tu puoi entrare. Ecco, queste sono situazioni che sono venute in mente. E hai parlato anche della precarietà e dobbiamo darci da fare, dice non possiamo tutelare i lavoratori nostri iscritti, quelli della fabbrica normale, mentre dall'altra parte ci sono le cooperative, le piccole ditte, specie nel merci. Io sono uno dei lavoratori del settore merci e trasporti. Una cosa che si sta chiedendo è che ci sia una legge nazionale sugli appalti che possa andare a controllare a cascata il tutto, in modo che subappalti strani e tutta una serie di cose possano finalmente trovare delle regole chiare e certe e si finisca con lavoratori in condizioni di sfruttamento, di mancanza di tutela. Ecco, ti chiedo, sperando che tu possa poi materialmente farlo, di cosa conosci, cosa puoi fare. Grazie a questo problema qui, anche ci sono anche altri settori, è vero, noi oggi quando mi chiedevano ma pensa a una frase, io pensavo a libertà, lavoro, diritti, perché sul campo del lavoro, della precarietà e dei appalti, francamente così non si può più andare avanti. E noi tra l'altro abbiamo una giungla di contratti. Oggi i ragazzi laureati, non parlo di gente preparata, a parte che oggi non solo dicevo qualcuno, oggi se cerchi lavoro, se sei laureato ti conviene non dire che sei laureato, se no non ti prendono. Ti conviene dire mettetelo in tasca, cerchi lavoro e stai zitto. E buona parte di questi ragazzi che io vedo anche all'università a volte vanno in un contratto di un giorno. Come si fa a firmare un contratto di un giorno? Però i ragazzi sono costretti a farlo. Voglio poter fare qualcosa. Un contratto di un giorno non si è mai visto da nessuna parte. Perché noi, vedi, stiamo pagando quando si dice il diritto è romano, noi stiamo pagando anche molti errori del passato. Perché il ragionamento in Italia è fatto da lei che si trova l'inganno. Così dicono, l'ho sentito dire qui. E da quella logica che si deve uscire. Perché noi quando c'è una legge dobbiamo trovare sempre come fregare la legge. E allora io credo che questa giungla di contratti va regolata. E i contratti, anche sia quelli del commercio, sia anche di ditti di servizi, ma nel mondo delle cooperative, io veramente ho visto delle cose a volte che uno si vergogna di andare a raccontare in giro. Perché anche nelle cooperative sociali dove ci sono dei disabili dentro, io ho visto delle cose veramente vergognose. Nel mondo della disabilità parlo, dove l'umanità dovrebbe essere al primo posto. Non parlo di gente sana e bene e male che possiamo lavorare, ma se con la gente viene ridotto in condizioni di schiavitù, cosa ci aspettiamo? La questione dei appalti è un po' della corruzione. Ecco perché noi abbiamo anche firmato l'appello di Don Ciotti, perché noi sappiamo anche tutto quello che c'è dietro gli appalti, il prezzo al ribasso, sono tutte delle cose che ormai chi rappresenta l'interesse dei lavoratori deve vigilare su questo. Ecco perché io dicevo sul tema del lavoro, visto che il nostro partito, infatti dicevo chiamo un ragazzo, perché io ho condiviso un ragazzo, lui si è sempre occupato del tema del lavoro, per il SER, ha lavorato con me in comune a Firenze. Lui è esperto proprio di quello che riguarda i contratti, anche molte cose me le spiega lui, perché noi lì nel partito ci siamo divisi un po' i compiti, ciascuno, e a volte lui spesso anche lo vedo sempre tornare nelle riunioni molto teso, molto arrabbiato, un ragazzo di 30 anni, molto in gamba, che viene anche nel mondo del sindacato. Ma io credo che cambiare le leggi sì, ma come dico, vengo da una vecchia scuola,
ci sono anche tutta una serie di meccanismi di contrattazione che vanno eliminati anche, perché se no ci troviamo anche con certi tipi di contratti rivisti, ma nel momento della contrattazione noi rimaniamo sempre, partiamo con un punto di svantaggio, perché è inutile dire, lo sappiamo bene come funziona, quando siamo intorno a un tavolo, una parte rappresentanti dei lavoratori, una parte diciamo i datori di lavoro, non è mai una contrattazione semplice. Quando c'era il vecchio sindacalismo, allora uno poteva, ma quello che vedo a me non piace. Io credo che occorre, chi parla di flessibilità del lavoro, no, dobbiamo fare ancora il mercato più flessibile, ma più flessibile di così si muore. Chi parla di flessibilità non sa cosa vuol dire, succede nelle fabbriche. E le politiche di delocalizzazione hanno complicato un quadro nel mercato internazionale, perché uno dice, vabbè, io un operaio qui in Italia mi costa questo, vado in Thailandia, mi costa 90, alla fine va in Thailandia. Quando è iniziato il discorso del mercato globale, che molti economisti avevano detto, guardate che quello li davano per pazzi, ma tutto quello che avevano detto è quello che sta succedendo. È chiaro che, perché mi spaventa molti? Molti rappresentano l'interesse del mondo finanziario, da solo quello dei contratti non ne frega niente. E noi dobbiamo andare e cercare di parlare con queste persone. Lui rappresenta il mondo della finanza, ormai è inutile negarlo, lui parla chiacchiera, ma è un deludente. E noi quindi vi immaginate, se lei siamo intorno al tavolo, io credo che dobbiamo anche lavorare con l'unità sindacale, perché un sindacato così diviso, una volta almeno quando le tre sigle confederali si mettevano insieme avevano un certo peso, ma oggi solo qualche 2 o 3 sindacati su determinati temi sono loro che dicono di no, forse su questo tema sono troppo di parte, quindi non dico niente. Io credo che occorre l'unità sindacale, veramente se vogliamo difendere l'unità dei lavoratori. E sui contratti del lavoro, sui diritti del lavoro, come riguarda i diritti civili e sociali, io credo che su quei punti noi come partito non ci torniamo indietro, non tenteniamo, abbiamo un'idea chiara, non occorre, come dicono molti esperti, una riforma radicale del mercato del lavoro, non è così. Anche il discorso della piccola media industria, noi la proposta che avevo fatto l'altro giorno sul modello franco-tedesco, del cosiddetto porto franco, perché se ci sono tanti piccoli ditte non viene fatto un'area industriale, qualcuno che studia i mercati, che dice fate queste sono lasciate a se stessi. Ecco, io credo che anche come politica industriale e contratti di lavoro, queste sono le priorità in cui noi sicuramente dovremmo cercare di confrontarsi in un contesto molto difficile, perché anche all'interno del PD su certi temi c'è uno che la pensa in un modo, c'è chi la pensa in un altro, e quindi è una partita molto complessa, ma noi dovremmo avere veramente il coraggio non ci manca, dovremmo essere più incisivi su queste richieste di riforma del mercato del lavoro e delle varie forme contrattuali che ci sono, perché questo veramente vuol dire schiavizzare i lavoratori che ci sono. E poi una persona che ha investito milioni per i suoi macchinari, noi sappiamo bene anche come funziona anche lì, poi ti ritrovi a gestire dei mercati che ti vengono a costare la metà della metà, perché l'infiltrazione mafiosa anche è molto diffusa all'interno del mercato, ogni giorno i dati statistici dei sindacati ce lo dicono. Però priorità alle forme contrattuali. E qualcuno parlava l'altro giorno, non mi ricordo che fosse del gruppo Monti, di un contratto unico. Non un contratto unico, non può esserci, almeno secondo me in questa fase qui in Italia non è nemmeno, perché il contratto unico non è mai stato applicato, diciamo, in pieno regime, perché negli anni 90, quando eravamo lì nella scuola della CGL, che c'erano i vecchi comunisti che ci insegnavano come leggi il contratto e la busta paga, e quelli lì che erano i bravi sindacalisti, e loro sui contratti, almeno su certe deroghe, ad esempio la grande fregatura, l'ultima sull'articolo 8. Ma
guarda, siamo talmente messi male e tutto questo qui noi che dobbiamo dare battaglia, perché se non lo facciamo noi chi lo farà? Io questo è quello che credo.